Appena aperta è già al centro di polemiche. La nuova rotatoria realizzata a Cormons, in sostituzione dell'incrocio semaforico che collega la strada regionale 56 Udine-Gorizia con il termine della regionale 356 e il chilometro zero della provinciale di Angoris, entra di diritto nel lotto della top 10 settimanale. Dove a garantire sicurezza e fluidità invece sta creando un caso diplomatico tra comune, regione, provincia di Gorizia, FVG Strade e utenti. Le solite cose fatte a metà di italico copyright. Un problema, quello dell'incrocio del Saldarini, risalente al provvedimento del 17 maggio 1928 dell'allora strada statale 56 di Gorizia e Aiduscina. Negli anni 60, quando il traffico su gomma stava superando quello su rotaia, nessuno pensò bene a trovare soluzioni alternative. Anzi, queste, con la scusa delle controversie ancora aperte con la vicina Jugoslavia, applicò nel tempo il famoso detto "panza mia, fatti capanna". Oggi il risultato è evidente a tutti. Una soluzione monca che invece di aiutare a migliorare serve solo a far ribollire il sangue all'ignaro utente costretto a transitare da quelle parti. Chi vi parla non è un ingegnere ma un semplice cronista di provincia che documenta, annusa e poi espone. Bastava abbattere l'inutile, vista la sua dismissione senza mai aver operato, del cavalcavia la ex ferrovia Cormonsole di Puglia. Lo spazio c'è, realizzando uno snodo più sicuro, ma soprattutto efficace nell'applicazione dei nuovi codici viari europei. Siamo sempre in Italia, dove tutto è possibile e niente impossibile, e agli ignari utenti